benvenuti alla prima lezione per quel che concerne la parte addominale. Mi raccomando, siate provvisti di un materassino che sia abbastanza doppio da attutire qualsiasi nostro corpo. Allora andiamo subito giù e partiamo con gli addominali centrali, quindi faremo dei semplici crunch. Penso che tutti voi sappiate di cosa parlo. Teniamo i piedi ben impiantati a terra, quindi ben fissi, e portiamo le mani dietro la nuca. Per ogni nostro esercizio faremo 3 serie da 20, ovviamente io ve ne farò uno, ma voi ricordate che per ogni serie, per ogni esercizio bisogna farne 3 serie. Quindi con la schiena sollevata da terra partiamo ed andiamo su, espirando, quindi butteremo aria fuori e quando scendiamo prendiamo aria in questo modo. Vi raccomando di contrarre sempre la parte addominale, che è quella che stiamo andando a lavorare. Mi raccomando di non chiudere i gomiti. E rimango su, trattengo, contraendo bene e quindi trattenendo anche il respiro per 10 secondi. E vado giù. Respiro per 5 minuti e procederò, come vi dicevo, con altre 2 serie dello stesso esercizio. Ma adesso però passiamo al prossimo esercizio. Quindi porteremo la gamba destra su quella sinistra, porteremo la nostra mano destra per mantenere l'altro braccio ed andremo con il gomito opposto a quello della gamba, quindi sinistro, ruotando e andando verso il ginocchio destro opposto. Quindi l'esercizio sarà questo, sempre con la respirazione, sempre con le spalle già sollevate da terra. Inizieremo così, inspiro ed espiro girando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mi raccomando giriamo perché stiamo lavorando in questo caso la parte obliqua dell'addome. 10, 1, 2, mi raccomando a tenere fissi i piedi a terra, in questo caso il sinistro, e torno per passare subito al lato opposto. Quindi cambiamo braccio, cambiamo ginocchio ed andiamo a fare lo stesso esercizio dalla parte opposta. 2. Mi raccomando la respirazione, che è importantissima per qualsiasi esercizio andiamo ad eseguire. E torno. Anche in questo caso respiriamo per 5 secondi, magari allungando anche un po' le braccia e ovviamente anche per questo esercizio faremo le nostre 3 serie. Bene ragazzi, per oggi è tutto, un bacio, al prossimo tutorial.